Buongiorno, siamo tornati in studio, seconda parte di 7 in punto, altro ospite, altro argomento. Do il buongiorno e il benvenuto a Dario Pennica, direttore ed editore in questo caso di Enos Sicilia, Enos Veneto, ma anche Sicilia Motori. Lei investe in pubblicazioni, in prodotti cartacei, riviste cartacee. Ecco qui Enos Sicilia, Enos Veneto, eccolo qui. Enos Veneto è il neonato, no? Questo è il secondo numero della famiglia, il secondo numero. La prima domanda: oggi fare l'editore di giornali, riviste, è un azzardo? No. Se la stessa domanda la rivolge a Cairo, che è una bella figura di editore puro e che fa cartaceo, o anche all'editore di Grand Hotel, le dirà che è un bel business. Noi ovviamente siamo lontani anni luce da quei numeri e da quelle dimensioni, però noi facciamo editoria di nicchia, editoria di settore. Non è un azzardo, è un'impresa e come tutte le imprese presenta dei rischi. La carta stampata non è assolutamente vero che è in crisi in conseguenza dell'avvento del web, ed è difficile stabilire cosa sia causa e cosa sia conseguenza. Questa almeno è la mia chiave di lettura. Un media, e nella storia dei media non ne uccide un altro. La televisione è l'antesignano della rete, no? Ma la televisione non ha ucciso la radio. E non abbiamo neanche ucciso la carta stampata. Fatichiamo a sopravvivere, ma infatti la domanda sull'azzardo era oggi investire in prodotti editoriali di qualsiasi media si parli. Insomma, non è un mistero che il giornalismo, la comunicazione sia in crisi. Allora volevo capire, forse è in crisi l'informazione, va fatta la comunicazione? Gli editori veri mi hanno sempre detto che l'editoria è un mestiere per ricchi, non è un mestiere che fa diventare ricco. Io non lo sono, non sarei qui a faticare a lavorare così tanto. Insomma, riesce a mantenere e anche a offrire occasioni di lavoro. Assolutamente sì, sono molto orgoglioso della nostra azienda, che ha parecchi anni. La nostra testata di motori proprio in questi giorni ha festeggiato 35 anni, e se da 35 anni ogni mese mandi in edicola una rivista che vive esclusivamente di pubblicità commerciale e di vendita in edicola, probabilmente devi avere un'idea che interessa il mercato, e il mercato risponde acquistando le copie, e vendendo le copie puoi anche giustificare gli investimenti dei tuoi inserzionisti. Viceversa chiudi. Io vengo da una regione dove la pubblicità degli enti locali per anni ha foraggiato un sacco di testate e un sacco di riviste. Io rivendico con orgoglio, oppure sarò stupido, che in 30 e passa anni di edizione avrò avuto complessivamente dagli enti locali tanta pubblicità quanto dei miei ex colleghi, che oggi non operano più perché è finita la manna del pubblico, avevano in un solo numero. Ma a me è sempre piaciuto Lei sta parlando di Sicilia? Parlo di Sicilia, di quello che avveniva in Sicilia, ma credo che sia... La sua testata, quella che ha compiuto 30 anni. Però credo che sia un fenomeno abbastanza diffuso, no? Cioè l'editoria, i sostegni all'editoria da parte della pubblica amministrazione sono stati storia anche nei quotidiani. Assolutamente. Continuano adesso anche nelle agenzie e secondo lei questo ha un po' indebolito il sistema, ha anche creato tanta illusione nei potenziali addetti del settore, oppure perché? Questa è la domanda, la faccio al direttore, all'editore, al giornalista. Insomma, abbiamo sempre più necessità, no? Visto che i media come strumenti di comunicazione si moltiplicano, e perché comunque continuiamo a leggere, no? Anche fosse una riga, quindi c'è una richiesta di contenuti sempre più ampia, e paradossalmente chi fa questi contenuti non è in crisi, rischia il posto di lavoro. Sta cambiando anche la professione. Io credo che la figura, ai noi, del giornalista classico, come lo intendevamo, colui o colei la quale, come facciamo noi, lavora in una redazione, percepisce uno stipendio e si occupa esclusivamente di fare il mestiere di giornalista, è cambiato. È cambiato, oggi dobbiamo parlare di addetti alla comunicazione. La professione, per come la intendevamo noi, non è più la stessa. I fruitori delle notizie sono cambiati, le modalità di accesso alle notizie sono cambiate, e questo di conseguenza costringe noi tutti a tenerne conto. Quindi
dalla parte dell'editore non puoi continuare a fare un quotidiano senza tener conto che comunque il titolo col quale magari tu apri la prima pagina è già vecchio di 24 ore, dovresti fare approfondimento. Mi permetto di osservare che gran parte dei quotidiani questo non lo fa, perché probabilmente magari anche scrivere belli articoli e poi soprattutto contenuti. Io credo che la forza in uno stile accattivante, se noi consideriamo, perché sennò uno guarda la rete, no? Sì, per avere un guarda la rete, che è per certi versi diseducativa, perché e sappiamo, ci sono delle statistiche precise, quanti sono i lettori delle notizie sul web. Spesso si limitano a guardare il titolo, le righe di introduzione, lo skip intro, quello che è, e neppure cliccano sulla notizia, si accontentano di quello che c'è sul video. Magari attingono informazioni da siti fake. Però forse i siti fake li guardano proprio coloro i quali hanno un atteggiamento differente sul mondo, non vogliono essere informati, sono curiosi di altre notizie, perché se no non le vai a guardare. Io credo che col tempo arriveremo a un assestamento e quindi il piacere della scrittura, il piacere del leggere non potrà togliercelo mai nessuno. Mi sono permesso di fare un paragone tra quella che è l'informazione via web, che è comoda, accessibile, gratuita, e quella sulla carta stampata, che non è gratuita, non è comoda nel senso che devi sederti, devi avere un supporto e c'hai anche un contatto fisico col mezzo che stai leggendo, sia esso un libro, un quotidiano o un giornale. È un po' una differenza tra cibo surgelato e cibo fresco. Tutti e due sono alimenti, ma ovviamente la qualità sarà certamente differente, il piacere, il gusto. Ma ciò non toglie che il cibo surgelato può servire per risolvere delle emergenze. Allora noi dobbiamo capire di che cosa oggi necessitano i lettori, cosa vuole il mercato e come proporgli un prodotto. Nel caso di Eros, torno su ciò che l'utente, parliamo dell'utente siciliano, perché la sua attività concentrata in Sicilia, ma si è espansa appunto a Enos Veneto, e avete in programma anche di fare un omologo in Piemonte e in Toscana. Sì, qui in Toscana peraltro la prossima settimana partiamo con la sezione sul web, perché parallelamente abbiamo ovviamente un sito. Certo, non si può prescindere di avere le piattaforme, no? Questo vuol dire è la versione cartacea che ha una comunicazione. E il web dà delle opportunità in questo senso. Noi l'edizione siciliana è già tradotta in lingua inglese e in lingua cinese, successivamente lo faremo anche con Enos, perché ovviamente con Veneto, perché ci dà l'opportunità di rivolgerci a un mercato internazionale. Ecco, l'utente che appunto trae informazioni dalla rete e l'utente che legge le riviste, ovviamente non le riviste poi in formato digitale, che è lo stesso o è diverso? O c'è un utente che ovviamente a seconda del momento fa degli approfondimenti? Ci sono delle statistiche che già spiegano questo. Gli abbonati alle versioni digitali dei quotidiani hanno la stessa età, la stessa divisione di sesso degli abituali lettori dei quotidiani. È soltanto una scelta di prodotto, cioè io continuo a leggere i quotidiani, compro la versione digitale perché la trovo più pratica, ma quindi non è che il quotidiano digitale viene letto da persone sotto i 23 anni. Perfetto. Dove sappiamo la percentuale è 0. È chiaro che l'abitudine a essere informati, ad approfondire l'informazione appartiene in questo momento a generazioni che non sono quelle dei millennium, i quali sono nati, erano giovanissimi quando ancora il web non aveva avuto questo straordinario impatto, ma crescendo si sono confrontati sempre più hanno iniziato con i giocattoli e hanno completato con gli strumenti digitali che oggi accompagnano la vita di noi tutti. Chi evidentemente viene da esperienze anche scolastiche, di libri di testo e poi di libri che accompagnavano la nostra infanzia, la nostra gioventù, dalle favole a tanti altri tipi di giochi, siamo più abituati al cartaceo. Però secondo me in questa visione, in questa analisi che lei sta proponendo, c'è anche quella riflessione che si faceva prima, che la modalità, chiamiamola cartacea, cioè come viene fatto un giornale cartaceo, poi che non sia cartaceo ma diventi digitale, è comunque una modalità che non è destinata a scomparire. Anzi, viceversa, ci può essere la carta magari può sparire, ma non credo, ma non come si scriveva un tempo sulla carta. Io credo che dobbiamo recuperare soprattutto contenuti.
Appunto, una qualificazione anche di quello che proponiamo. Allora, io mi permetto di osservare che se, con tutto il rispetto per gli editori dei quotidiani e per i colleghi delle redazioni che ovviamente soffrono le scelte dei quotidiani, quindi in questo momento mi metto la giacca da giornalista, non da editore, se io faccio un quotidiano e sono consapevole, torno sull'argomento, che ciò che darò in prima pagina sul giornale domani comunque è già noto, dovrei fare approfondimento. Una figura che dovrebbe ricomparire è quello dell'inviato dalla bella penna, che ovviamente costa dei quattrini. I grafici dovrebbero essere ancora più valorizzati per fare dei bei giornali. Le tabelle, le comparazioni nel caso di eventi belli o di eventi brutti, e invece si procede verso una strada di tagli, quindi tagliamo gli inviati, prendiamo dalle agenzie e quindi tutto si uniforma, si omogenea, e stanno continuando a rivolgersi a un lettore che è sempre lo stesso, che invecchia, che ai noi non ha ricambio, perché col passare degli anni, questo capita anche per le riviste che trattano di passioni, andando avanti negli anni. Non ci sono i giovani che si appassionano? Io credo che una delle problematiche del nostro tempo sia la mancanza di passione dei giovani. Prima o poi ci sarà un recupero del libro, del giornale. Io faccio editoria che si appella alle passioni. Adesso qui stiamo parlando dei wine lovers, ma parlavo anche prima dei motori. Non vedo nei ventenni di oggi quel trasporto che noi a 20 anni avevamo per andare alle corse. Il Veneto è una regione che ha delle tradizioni nei rally straordinarie, e quindi chiunque fra i telespettatori certamente avrà un amico, un parente o lui stesso avrà preso parte a una di queste gare, si sarà appassionato. Colpa nostra che non oggi non vanno più a vedere le gare. E perché non siamo riusciti a trasferire il gusto per queste emozioni, che poi sono umane, e quindi non è che... Perché probabilmente oggi ci sono tante cose che ti arrivano comodamente a portata di divano. Non hai necessità di spostarti per vedere un grande evento, non hai necessità di percorrere dei chilometri. Però io credo che quando poi un giovane per la prima volta va a vivere un concerto dal vivo, difficilmente ci rinuncerà in futuro. La musica sicuramente è una cosa che ti accattiva di più, l'artista, il grande personaggio. Lo sport, se non l'hai fatto anche agonisticamente, se non l'hai praticato, a parte i grandi sport popolari come il pallone, è chiaro che difficilmente ti possono attrarre, o comunque segmenti di pubblico sempre più diversi. Io credo che un altro motivo per cui i giovani oggi sembra che abbiano meno passioni di noi adulti. Io ho il privilegio e la fortuna di stare costantemente con persone più giovani, con colleghi più giovani, con collaboratori più giovani, ho un figlio giovane e quindi quotidianamente posso confrontarmi su questi temi. Io credo che le passioni siano diminuite perché sono diminuite le certezze. I giovani fanno fatica a trovare un lavoro. Se non hai una certezza economica e non sai quale futuro puoi avere, come fai a coltivare un hobby? Guardi, nei giorni scorsi ho avuto in prova un'automobile di quelle che fanno sognare, una Ford Mustang. L'ho parcheggiata un attimo e si è radurato un capannello di ragazzi, i quali di questa automobile sapevano tutto, cioè rivolgevano a me delle domande pensando che fossi il fortunato proprietario, dovevo soltanto fare un test di prove su strada, sapevano tutto e la guardavano con bramosia. Però leggevi anche la disillusione, non me la potrò mai comprare una macchina di questa, perché per com'è l'economia adesso, purtroppo in tutto il nostro paese... Già è un miracolo se riuscirò a avere una macchina che cammina. Le aspettative sono veramente basse. Restituiamo ai giovani delle certezze, le possibilità di un futuro, la fiducia, e torneranno la passione e non soltanto i vizi. Lei parla di restituire ai giovani appunto passioni, e lei è un imprenditore, no? Un direttore, un editore. Attraverso l'impresa editoriale sta riuscendo in questo intento, perché appunto la storia dei motori, Sicilia Motori, insomma, ha festeggiato i suoi 30 anni, Enos Sicilia funziona, e perché poi dai motori al vino? È una passione. Circa 10 anni fa, avendo una struttura, perché anche se fai una sola cosa comunque devi avere il grafico, il giornalista, il commerciale, la segreteria, per spalmare dei soldi di struttura, dei costi, era necessario mettere degli altri piedi del tavolino. Allora abbiamo fatto un'analisi insieme alle persone che lavorano con me di quali potevano essere i settori dell'informazione che potevano promettere lunga vita.
Ovviamente gli analisti ci hanno spiegato che il futuro della carta stampata è sempre più di lusso, che tratta prodotti di lusso. Ci siamo rivolti, abbiamo fatto degli studi nel nostro piccolo, e ovviamente il food, il vino, insieme ad altre attività, ad altri hobby come potrebbe essere il golf o cos'altro, erano tra quelli che suscitavano maggiori interessi. Io personalmente ero molto appassionato di vini, ma non ne capivo assolutamente nulla. Divoravo pubblicazioni del settore perché volevo capirne, volevo rendermi edotto, ma mi annoiavo dopo poche pagine perché erano troppo rivolte ad addetti ai lavori, con testi troppo tecnici, gergali, che non capivo. Allora ho pensato che poteva esserci spazio per una rivista che avesse invece un taglio didattico, che guidasse il lettore per mano a capirne un po' di più, e nel progettare, questo lo rivendico con orgoglio, sia il nome della testata, sia le caratteristiche estetiche, il tipo di carta, il formato, il taglio degli articoli, l'ho voluto immaginare a mia immagine e somiglianza. Quando ho chiamato gli esperti del settore per realizzare i contenuti, la prima volta mi hanno dato del matto, perché ho detto che dovevamo fare una rivista che trattava solo del vino siciliano, perché è espressione del territorio. Già Enos è una scelta, no? Che sì, Magna Grecia si può capire, ma già fuori e poi gli ho un detto, po' pretenzioso, insomma. E poi un'altra nostra caratteristica, credo distintiva, che ovviamente ripetiamo anche qui in Veneto: noi non esprimiamo giudizi sui vini. Nonostante la gente che scrive su Enos ha competenza, esperienza e credibilità per poter esprimere dei giudizi, la scelta è di rispettare... Non ci sono critici enologici. Ci sono i critici che scrivono per noi ma che non esprimono giudizi, si limitano a descrivere il prodotto, per due ragioni. La prima è che i sommelier, quelli bravi, quelli esperti, ci hanno spiegato che il vino buono è quello che piace. La seconda, che è ancora più importante, è quella di avere rispetto dei produttori. Quindi arrogarsi il diritto, che comunque è previsto, certo. E ci sono lettori che lo vogliono sapere, avviene con le opere d'arte, avviene con qualunque nostra attività, lo faccio io con i motori, di esprimere dei giudizi e delle valutazioni. Però io penso che una cosa è un prodotto industriale. Il vino non puoi considerarlo un prodotto industriale, il vino è un prodotto della terra, è un prodotto che c'ha dietro il lavoro di famiglie, di persone, di cantine, c'è storia, c'è tradizione, c'è sudore, c'è fatica, e allora va rispettato. Noi ci limitiamo a descriverlo, poi l'utente deciderà, il consumatore, se comprare l'etichetta A o l'etichetta B, e questo è un altro nostro elemento distintivo che ci differenzia appunto da altre testate di settore. È una rivista dedicata a chi ha la passione, in questo caso del vino, e passione del vino che diventa passione di un territorio, passione di una storia, passione di una cultura, passione dell'arte. È dedicata a chi ha passione per la propria terra. Il territorio si esprime attraverso il vino. Il vino è uno straordinario, non è soltanto un alimento, è anche uno straordinario strumento di turismo, è uno straordinario strumento di promozione. Io sto imparando a conoscere il Veneto attraverso gli articoli che scrivono i collaboratori di Enos, e grazie a Enos Veneto sto scoprendo delle cose che non immaginavo, che fanno parte della storia, di angoli bellissimi. Lo sto girando quasi in ogni, lo frequento ormai spessissimo, e sto percorrendo un sacco di chilometri per andare a verificare le realtà. Il mondo è tutto bello, l'Italia è un paese bellissimo, e abbiamo delle regioni e dei posti che sono incantevoli. Io credo che Enos lo possano leggere tutti coloro i quali vogliono scoprire le bellezze del territorio, vogliono scoprirne la storia, tutto questo declinato attraverso il vino, attraverso il cibo. Però è una bella rivista, quindi costa farla, e lei dice con la pubblicità e anche con le vendite. Basta questo, o comunque, e qui entriamo nel merito, per cui lei ha deciso di così defilare la giacchetta del giornalista e occuparsi di comunicazione? La differenza tra comunicazione e informazione è abbastanza evidente, forse noi addetti del settore. La comunicazione diventa anche volano di business, no? L'informazione è un racconto senza implicazioni economiche. La comunicazione invece raccontare la storia di una famiglia che comunque ha la cosiddetta notizia, però mette in moto un meccanismo di volano per altri interessi.
Che è il nuovo modo che è anche un po' l'evoluzione del giornalista che si diceva prima, no? Senza fare poi quella demonizzazione, informazione, pubblicità. Poi noi TV locali siamo i primi, no? Aver patito questo che il web invece ha sdoganato perché adesso i contenuti editoriali esistono. Allora, torniamo subito dopo la pubblicità perché il regista mi sta tirando le orecchie. Esatto, per la pubblicità. Torniamo tra un paio di minuti. Siamo tornati in studio con noi Dario Pennica, editore e direttore di Enos Sicilia, ma secondo numero sbarcato anche in Veneto, Enos Veneto, una rivista patinata che racconta le passioni di un territorio in cui il vino, Enos appunto, è l'elemento che racconta e che permette di indagare un territorio. Ma io in maniera provocatoria, prima, siccome appunto si parlava della differenza tra comunicazione e informazione, le chiedevo come... È una bella rivista, quindi costa farla, è venduta in edicola, però come si autofinanzia e se questa rivista, le riviste patinate a un certo punto, quando sono autorevoli e accreditate, diventano esse stesse volano di business, no? Perché essere in questa rivista, penso a riviste di moda, significa poi avere credibilità nel mercato e quindi aumentare le vendite, eccetera, eccetera. Lei ha detto, prima di andare in pubblicità, non facciamo redazionali. Non facciamo redazionali. Spieghiamo alle persone, redazionali sono quelle comunicazioni, ovviamente. Sono quegli articoli che vengono comunque pagati. Allora, noi non abbiamo un rigo su questo giornale che sia oggetto di pubblicità. Né come dire, fittizia, né nascosta, né visibile. Le inserzioni tabellari sono una cosa, come i nostri spot. Gli articoli sono un altro aspetto. Il mio sogno da editore di una rivista di enologia sarebbe quella di poter avere la forza di rifiutare pubblicità di settore. Perché ovviamente questo ci darebbe ancora maggiore, continuo a ripetere che se non sei... Adesso controllo quali sono le pubblicità mentre lei... Se non sei una rivista, se non sei una testata autorevole, l'autorevolezza la conquisti attraverso la credibilità. Bisogna avere il rispetto dei clienti, i lettori sono anche clienti. La rivista è un prodotto, va in edicola che è il canale di distribuzione, bisogna rendersi conto che il cliente percorre della strada per recarsi in un punto vendita, e oggi sono sempre meno, quindi magari non ce l'hai sotto casa, opera una scelta, cerca nello scaffale la tua testata, la prende e deve tirare fuori una banconota, nel nostro caso da 5 euro, che sono le vecchie, care 10.000 lire. I nostri lettori appartengono alla generazione di quelli che si ricordano che con 10.000 lire prendevi una pizza e una birra e magari anche il gelato e il caffè, mentre oggi con 5 euro tutto questo non lo fai. Quindi caffè e la brioche. Ecco, quindi hanno un valore. Nel momento in cui torno a casa, mi siedo comodamente in poltrona, il rapporto fisico col prodotto del quale accennavo prima, e apro questo prodotto e lo leggo, io devo trovare contenuti. Deve essere piacevole alla vista, deve essere piacevole al tatto. Noi usiamo una carta che è abbastanza pregiata, che c'ha anche l'odore dell'inchiostro che si è un po' perso, e poi soprattutto devo avere contenuti, argomenti interessanti e quindi la capacità di scegliere quali sono gli argomenti che devi trattare, non tanto le notizie, perché un trimestrale non può attenersi alle news, no? La notizia, la storia. Avere qualcosa da raccontare, e poi, una storia, un'emozione, un sapore, un odore. La cosa più importante è che deve essere scritto bene, deve essere scritto in corretta lingua italiana, con gli accenti separati dagli apostrofi, col corretto uso del congiuntivo. Io sono un pessimo esempio, me ne scuso, ma coloro i quali scrivono sanno scrivere abbastanza bene. Con uno stile... Sono spariti i correttori di bozze dai quotidiani. Noi controlliamo le bozze 3 volte, leggere, rileggere e correggere, è un dispendio di tempo. Il refuso esce fuori lo stesso. Vabbè. Però quando si viveva in tipografia, un albero con l'apostrofo non si trova. Una bellissima poesia sul refuso che io non ricordo, e ovviamente risparmio ai telespettatori questo sforzo di memoria che potrebbe solo annoiarli, però il refuso esce fuori, ma vi assicuro che ci mettiamo il massimo per dare un prodotto di qualità che valga il prodotto che la gente si trova in mano. Se tu dai questo prodotto è probabile che il lettore torni ad acquistarti e dopo 3 mesi si ricorda di te
e ancora lo compra e lo conserva. Se tu lo deludi, gli dai contenuti scritti male, argomenti futili, noi non facciamo redazionali non perché vogliamo recitare il ruolo delle vergini, viviamo di pubblicità, quindi la tabellare ci serve, ma perché il redazionale svilisce i contenuti. Contamina. Io preferisco raccontare delle storie scritte bene e soddisfare la voglia di curiosità del lettore. Se poi il beneficiario di quella storia riterrà di inserire Enos nelle sue pianificazioni e di investire, è un appello, gliene siamo grati, ma non è nessuno delle persone di cui abbiamo parlato nei primi 2 numeri ha pagato un centesimo. In Veneto avete gli stessi riscontri, avete avuto gli stessi riscontri che in Sicilia? In termini di lettori, dice. Devo dire che mi aspettavo una risposta migliore. Avevo fatto delle previsioni di una possibilità di vendita di copie maggiori, basandomi sul dato numerico. In Veneto ogni giorno vengono acquistate 150.000 copie di quotidiani e ci sono 4.800.000 abitanti, se non sbaglio. In Sicilia 5 milioni di abitanti acquistano solo 60.000 copie di quotidiani al giorno. Ciò significa che la pedonabilità nelle edicole è quasi tripla in Veneto, dove il numero di edicole rimane consistente, credo 2.200-2.400, sono dati recentissimi aggiornati. In Sicilia erano 2.200, sono già diventate 1.700, le previsioni sono che da qui al 2020 saranno soltanto 800, quindi Però Enos e Sicilia? Però, Enos e Sicilia però c'ha anche 7 anni, ha anche resistito a un periodo di flessione, siamo arrivati al momento in cui vendevamo veramente tante copie, adesso ovviamente ci siamo stabilizzati intorno alle 2.000, che comunque per noi è un numero abbastanza importante e che speriamo di poter ripetere anche qui in Veneto. È una rivista che spazia, che appunto arriverà in Piemonte e in Toscana. Qual è il progetto sotteso a questa espansione? Io credo che il progetto sia estremamente interessante, ma non lo dico perché l'abbiamo creato noi, perché poi è un progetto di staff ed è una cosa che è migliorata parlandone nel tempo. Rispondo anche, con questo anche alla sua domanda di prima, cioè come si vive con un'azienda editoriale al tempo del web. E facendo carta, non puoi fare solo carta, devi diventare un organizzatore di eventi, devi dare l'opportunità ai tuoi inserzionisti di avere pedonabilità, devi inventarti delle iniziative che oltre a farti stare in edicola ti attirino, migliorino anche il contatto con il lettore. E devi sfruttare la piattaforma di internet, del web. Le potenzialità quali sono? Il nostro progetto è quello di rendere Enos un brand noto, possibilmente anche sul piano internazionale attraverso le edizioni digitali, e il nostro vero business futuro potrà essere l'e-commerce di prodotti del territorio, che speriamo attraverso i nostri canali di e-commerce che stiamo costruendo, rivolti ai mercati esteri e alla Cina in particolare, possano aiutare piccoli imprenditori a sbarcare su questi territori dove li accompagneremo per mano. Ma soprattutto pensiamo di riuscire a portare enoturisti su questi territori. Quindi, facendo l'editore di carta stampata, in realtà stiamo costruendo un progetto che si occupa banalmente di commercio sul canale che oggi è più redditizio, è più facile, più accessibile, che è internet. Posso dire che in realtà voi non avete fatto altro che rinverdire il concetto delle riviste, quelle famose... Di postal market? No, sto parlando di grandi riviste come può essere Vogue, penso sempre penso alla guida Michelin, cioè di riviste che sono diventate esse stesse un brand e... Non so, io penso quando abbiamo la mostra del cinema a Venezia c'è la festa di Vogue, c'è la festa di Class, c'è la festa... e quindi la rivista diventa il brand, il veicolo di eventi? Se sei capace di trasformare un prodotto in un il brand... diavolo veste Prada. Ecco, il diavolo veste Prada. La dice lunga, no? Noi speriamo che i buongustai leggano Enos. Gli ho fatto un augurio non indifferente. Ma io lo prendo. Però vede, le riviste venivano usate negli anni '80 proprio come... Poi ci si è seduti perché ovviamente la facilità di raccogliere pubblicità, la facilità di vendere copie ha consentito appunto alle imprese editoriali di prosperare. Un concetto ma poi alla fine non si inventa nulla di nuovo. Strumenti nuovi. Devi adeguarti a quelli che la tecnologia oggi ti offre. E ribadisco, io credo che internet sia veramente un'invenzione che ci sta cambiando la vita, in meglio, in peggio. Posso farle un'ultima domanda? Prego. Di questi tempi di crisi occupazionale?
Lei assume giornalisti, ne ha assunti anche recentemente? Devo confessare che non assumiamo giornalisti. Giornalisti o persone, perché insomma. I contratti ai noi sono estremamente onerosi. Però assume persone, collaboratori. Sì, noi abbiamo fatto recentemente, abbiamo trasformato 2 stage in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. E le aggiungo che le persone che sono venute a fare stage da noi sono rimaste? Non avrei dovuto farlo, noi abbiamo sempre dato un rimborso spese, perché l'idea di sfruttare le persone con la storia dello stage mi dà fastidio. Ha l'aureola in testa? No, non ho l'aureola, lo stesso percorso l'ha seguito mio figlio che fa tutte altre cose e ha avuto l'opportunità di fare degli stage che erano remunerati e dopo 2 trasformarli in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Io credo che anche i ragazzi... è sempre quell'opportunità di cui si diceva prima. Sì, però se i ragazzi fossero più attenti nel capire se stai facendo... Mi rivolgo veramente abbiamo 10 secondi, con siamo in chiusura. Dovete capire dove andate a fare gli stage. Perché può essere un'opportunità. Se vi usano per andare a prendere il caffè, ci può stare se dopo vi spiegano cosa dovete fare. Quindi e come è lo dovete formazione fare. professionale. Anche quello. Poi io dico ai miei che se gli chiedo la cortesia di spostare l'automobile può far parte dello stage, perché mentre loro spostano la macchina fanno un corso di formazione io gratuito. faccio altre cose. Però bisogna capire se gli spiegano il lavoro e se ci sono prospettive di occupazioni. Non ho più tempo, devo salutare Dario Pennica, direttore ed editore di questo Enos, secondo numero che è pubblicato anche in Veneto. Torniamo domani mattina con 7 in punto, arrivederci. Grazie.